Siamo con Fulvio Cavallari di Adusbef Veneto e parliamo di mutui, erogazioni in aumento e domande di mutuo in aumento. A cosa è dovuto questo trend? Allora, abbiamo delle percentuali che in effetti ci confermano un tendenziale aumento delle domande di mutuo, il 14,7% secondo il rapporto CRIF. Questi dati vengono confermati anche dai dati dell'erogazione effettivi dei mutui che registrano un aumento del 28,6%. Purtroppo però nelle compravendite in linea generale continuiamo a registrare dei cali, dei flussi non indifferenti, si parla di percentuali intorno al 3%. Quindi i dati sembrerebbero in apparenza contrastanti e bisognerebbe cercare di capire il perché ci sia questa sorta di contrasto fra i mutui erogati e le domande di mutuo e le compravendite immobiliari. Un fenomeno probabilmente dovuto alle surroghe. Molti cittadini si presentano da voi e vi chiedono informazioni su questo. Sì, purtroppo moltissimi sono ancora in difficoltà con il pagamento delle rate mutuo e quindi ci sono ancora dei notevoli arretrati. E ovviamente i cittadini, le persone, i consumatori nel momento in cui avvertono l'esigenza di ottenere un abbassamento della rata mutua o una rinegoziazione del prestito fanno delle surroghe o appunto rinegoziano il mutuo con la banca. Quindi non è da escludere che questo aumento dei mutui erogati sia dovuto proprio a questo fattore. Dati preoccupanti a Padova si registrano anche riguardo ai pignoramenti. Sì, purtroppo anche quest'anno noi abbiamo un trend in crescita di circa 626 pignoramenti nelle unità immobiliari nel Padovano. È un dato ufficiale che ci viene da fonti abbastanza certe, perché quel Tribunale di Padova ci ha fornito questi elementi che purtroppo confermano ancora una volta che ci sono delle difficoltà. Quali le cause? Le cause purtroppo sono da legare alla situazione economica che stiamo vivendo nel nostro territorio. Noi abbiamo ancora un PIL, un prodotto interno lordo che è in ribasso dello 0,7%, abbiamo ancora il fenomeno della deflazione, cioè il contrario dell'inflazione, i prezzi invece di salire scendono, di fronte a un prodotto interno lordo che non solo non cresce, ma decresce. Se il quadro generale è questo, è chiaro che anche i redditi delle famiglie ne risentono e inevitabilmente poi le conseguenze anche nel settore del credito si vedono. Diciamo ai cittadini che se avessero difficoltà potrebbero comunque rivolgersi a voi. Sì, nel momento in cui ci sono problemi, difficoltà nel pagamento delle rate mutuo, possono tranquillamente rivolgersi ai nostri sportelli dell'Adusbef Veneto presenti in tutte le province. Cercheremo per quanto c'è possibile di aiutare le persone che sono attualmente in difficoltà.